Ancora in tema di crisi, mercoledì a scendere in piazza saranno i pensionati, la loro protesta contro i tagli della Regione ai servizi di assistenza domiciliari, 200 le famiglie interessate. Famiglie, degli anziani non autosufficienti e dei disabili, anche giovani e adulti, non ne possono più, si sentono abbandonati da questa Regione e da questa società. Il grido di protesta e di allarme si alza forte contro il taglio di 126 milioni di euro prospettato dalla Regione, che colpisce soprattutto i servizi di assistenza domiciliare. La marcia indietro della giunta Zaia al lavoro per rivedere la manovra non convince i sindacati dei pensionati riuniti nella sede della CISL a Mestre. È solo un modo per bypassare le elezioni, perché già sono messi male loro che litigano continuamente e quindi non possono permettersi delle reazioni così negative da parte della popolazione. Se i tagli non vengono rivisti, dicono i sindacati, a farne le spese saranno le famiglie che hanno in casa un anziano non autosufficiente o un disabile, circa 200.000 in Veneto. Se vengono meno quei servizi essenziali che il territorio doveva sostenere il non autosufficiente all'interno della propria famiglia, questo aggrava non solo da un punto di vista della salute, ma anche da un punto di vista economico le famiglie stesse. Contro la politica regionale dei tagli all'assistenza domiciliare, i sindacati unitari dei pensionati hanno promosso una giornata di protesta. L'appuntamento è per mercoledì 6 febbraio al Teatro Toniolo di Mestre. Vorremmo che finalmente la Regione Veneto aprisse dei tavoli di confronto per riorientare e riorganizzare il sistema sanitario. La via d'uscita è l'applicazione della legge 30, incrementando le risorse destinate al territorio e destinate alla domiciliarità. Abbiamo una giunta regionale che ha una legge approvata dal Consiglio regionale che non applica. Non è più possibile che facciano finta che non esiste questa legge.